Buonasera. Allora, io sono sicuro che molti di voi sono amareggiati. Perché è evidente, se uno immagina sempre che il suo partito o il partito in cui ripone le speranze va al governo, si immagina un governo fatto da tutte le persone del suo partito. Il governo era nato come un governo di unità nazionale. Questo significa che partecipavano tutti, quindi bisognava essere psicologicamente pronti ad avere persone del Movimento 5 Stelle, ad avere persone di Forza Italia, ad avere persone del Partito Democratico, persone di Leu, anche se aveva detto che in teoria non doveva partecipare se c'eravamo noi, ma pazienza, più le diciamo, persone di fiducia del Presidente del Consiglio incaricato, vale a dire di Draghi, vale a dire i tecnici. Così come io dico sempre che se uno potesse scegliere il 51% delle persone al mondo, ma con la bacchetta magica dicendo tu sì, tu no, tu sì, tu no, tu sì, tu no, all'interno del 51% che tu hai scelto c'è sicuramente qualcuno che non ti piace. Se lo potessi scegliere tu, cioè tu in questo momento, voi che già 1100 che mi state guardando, ciascuno di voi, se poteste voi scegliere con la bacchetta magica il 51% delle persone sulla Terra, nelle persone che avete scelto voi troverete delle persone che non vi piacciono. Immaginate quando sceglie un altro. Qui abbiamo un altro che sceglie e figurarsi se all'interno delle sue scelte si potevano trovare delle persone che vi piacevano. Due fra tutti, io lo so che stiamo parlando di due nomi che saltano immediatamente agli occhi, sono la Morgese e Speranza. Attenzione, quando dico la Morgese e Speranza, parlo di due persone di cui io sinceramente non ho né la competenza né il modo per poter dire ah sì sì, io ho visto che lavorano, li odio, non li sopporto, farei. Perché come avete capito o come mi avete seguito, io ho contrastato con tutte le mie forze il governo Conte e nello specifico avevo due obiettivi che vedevo che stavano facendo il male dell'Italia ed erano Conte stesso, Giuseppi, una persona pessima, pessima, e l'incompetente Gualtieri. Quindi io, scusate, quando giravano pochi minuti prima, perché tu sai i nomi degli altri, no? Cioè non sai i nomi degli altri. Quando giravano le liste dove vedevo ancora dentro Gualtieri, già mi veniva male. Quindi io di mio, se devo guardare il mio piccolo, è ovvio che sono contento perché non vedo, non c'è più Conte, non c'è più Gualtieri, figurarsi. Franco, con Daniele Franco io ho lavorato quando si è fatta la prima legge di bilancio del governo giallo-verde, metteva molto i bastoni fra le ruote a il Movimento 5 Stelle ed era molto più tollerante con le nostre proposte di legge, cosa che aveva dato origine a un certo tipo di frizione, se la ricorderà bene, se le ricorderà bene la vice ministra ex suppongo, non lo so, magari no, la vice ministra Laura Castelli che seguiva per il Movimento 5 Stelle quella situazione. E quindi cioè, per me avere a che fare con Franco, che in ogni caso è un amico di Draghi, quindi è una sua diretta emanazione rispetto a quell'incompetente di Gualtieri, è molto molto meglio, no? So che invece per chi segue i temi dell'immigrazione, per chi segue i temi della sanità e cose di questo tipo, trovarsi la continuità con la Morgese e Speranza non è una bella notizia, mi immagino. E mi immagino purtroppo che simmetricamente la cosa sarà vista molto molto male da tutte le parti. Voi vi immaginate il Movimento 5 Stelle con Brunetta? Non lo
so, cioè giusto perché almeno capiate di che cosa parliamo, no? Cioè nel senso mai al governo con questo o quell'altro e al governo con Brunetta. Ma guardate, ci sono anche degli altri dettagli che devono essere tenuti presenti. Uno è Franco, ripeto, che non stava esattamente simpatico al Movimento 5 Stelle, ma insomma immaginate il sottosegretario alla Presidenza del Consiglio, che è un uomo fondamentale perché in una maniera o nell'altra tiene la macchina del Consiglio dei Ministri, la fa funzionare. Si andava da Fraccaro, che era considerato una persona assolutamente inamovibile all'interno del Movimento 5 Stelle, e si passa a Garofoli, che è quello che è stato fatto dimettere dal Movimento 5 Stelle. Perché vi ricordate che Garofoli era il capo di gabinetto di Tria e fu fatto dimettere a viva forza dal Movimento 5 Stelle, che gli addebitarono delle irregolarità relative della gestione dei soldi con la Croce Rossa. Neanche mi ricordo comunque che tipo scandalo, che poi ovviamente andò a sgonfiarsi, inventarono, ma fatto sta che fu fatto dimettere per quello, quindi immaginate. Cioè, e aggiungo anche, perché poi ci sono sempre le cose incrociate, aggiungo anche sempre per il Movimento 5 Stelle, ai loro, che il Ministero dello Sviluppo Economico era assolutamente considerato da loro totalmente cruciale, perché l'hanno tenuto nel primo governo dove c'era Di Maio, nel secondo dove c'era Patuanelli, ed era, diciamo, il centro, il loro principale centro di potere. Adesso andrà alla Lega con Giancarlo, con Giorgetti. Quindi nessuno credo sia contento all'interno dei partiti. Questo potenzialmente potrebbe essere, da una parte, verrebbe da dire bene, perché se nessuno è contento allora vuol dire che va bene. C'è anche chi tende a posizionare le cose in questa maniera. Dall'altra parte potrebbe essere oggettivamente un fattore di debolezza, vediamo, perché in questo momento in Parlamento i partiti ci sono. Ehm, che cosa si può fare? Cosa si poteva fare? Niente. Si poteva fare qualcosa di differente? Si poteva andare all'opposizione perché di qua di là, ma non sarebbe stato praticabile, ve l'ho spiegato in tutte le maniere, non sarebbe stato praticabile ex ante andare all'opposizione perché agli occhi dell'opinione pubblica, dopo lo spettacolo inverecondo dato da tutti gli altri, a quel punto si fa poca, poco distinguo. Quando la gente poi arriva nel palazzo con i forconi, non è che tu potevi dire io ero l'opposizione, io ero la maggioranza, così così, tipo li beccano tutti. Lo spettacolo è stato inverecondo, cioè il governo Conte è stato il bar di Guerre Stellari, è stato il punto forse più basso rispetto che la politica ha potuto offrire. E a quel punto poi purtroppo arriva la purga. Cioè nel momento stesso in cui tu dai un'immagine di questo tipo, con un governo così ignobile e con una gestione così ignobile come è stata quella del governo Conte, e poi arriva la purga, e questa è la purga. Arriva uno che è stimato da tutti, che in giro per il mondo, e penso anche per gli avversari, perché io ho sentito persino Di Battista, per dire andiamo agli estremi, dire che stima Draghi, perché giustamente poi il suo lavoro, quando ha giocato con la casacca degli altri, motivo per cui io dico se arriva a giocare con la mia per me va bene, è stato da tutti considerato bravo. Quindi abbiamo una persona che è stimata da tutti, che adesso ha messo assieme una squadra che scontenta tutti. Da parte nostra, molto banalmente, è ovvio che come Lega tu registri un miglioramento verticale, perché da nulla in mano agli scappati di casa ci troviamo sviluppo economico, turismo con portafoglio, quindi a cui verrà dato il portafoglio, è una cosa che era carissima a Salvini e secondo me è molto giusto, secondo me è anche molto nobile aver puntato, diciamo, fra le tante richieste quello di insistere per avere quel tipo di ministero, vale a dire il Ministero della Disabilità. Uno che era stato, diciamo, costruito col nostro governo, era stato affidato ad Alessandro Locatelli, che adesso è capace e sta ribaltando il settore in regione Lombardia. Alessandro Locatelli è la mia sorella, cioè a Como eravamo
quando ci siamo candidati per il consiglio comunale, come si chiama, il santino per dire chi votare era Borghi Locatelli, ecco. Quindi il fatto che sia stata lei la prima, no, a avere il Ministero della Disabilità per me ovviamente è stato una grande soddisfazione, è durata purtroppo pochissimo, però adesso sta facendo bene in Regione Lombardia, e il fatto che Conte ovviamente aveva depennato quel ministero lì immediatamente, il fatto che sia stato rimesso dietro una delle specifiche richieste di Salvini che è stata accolta, è una cosa che mi fa molto piacere, perché le decine di migliaia, forse centinaia di migliaia di persone disabili devono avere delle risposte. Secondo me fino adesso lo Stato gliene ha date molto, molto poche. Ecco, io molto banalmente, io come tanti, sottovalutiamo il problema perché siamo fortunati. Mi è bastato avere l'infortunio quest'estate quando mi sono distrutto la gamba per capire cosa sono i problemi, ecco, perché è troppo facile parlare se non ci si rende conto. Tu prova a non poter camminare magari basta come nel mio caso, ecco, basta 2 settimane e la priorità, l'ordine delle priorità ti rigira. Così come nell'ordine delle priorità noi sappiamo che le categorie che in questo momento stanno soffrendo di più sono le piccole e medie imprese ed è il settore del turismo. Quindi abbiamo la necessità e il dovere morale di dare una risposta a queste categorie, il fatto di avere 2 persone nostre che sono quelle con maggiore esperienza sia di governo e di governo no, però diciamo politica, sì, perché Giorgetti ha 6 legislature, no, alle spalle. Garavaglia è quello di noi che ha più esperienza di governo, perché è stato al di là del mio compagno di avventure in commissione bilancio e sottosegretario all'economia nel governo giallo-verde, però soprattutto lui è stato assessore all'economia per Regione Lombardia per tanto tempo, quindi diciamo che sono quelli che sicuramente abbiamo con maggior esperienza, diciamo così, e quindi non possiamo permetterci di sbagliare, faremo il possibile per cercare di portare quanto più sollievo alle categorie che sono totalmente distrutte. Altro passaggio ovviamente riguarderà sottosegretari e viceministri, perché sapete benissimo che il ministro dà l'indirizzo generale, ma il sottosegretario e il viceministro spesso e volentieri sono quelli con le deleghe che effettivamente portano avanti il tutto. Io sono convinto che lì ci saranno dei nomi che vi faranno più piacere rispetto a quelli che in una maniera o nell'altra avete dovuto vedere, purtroppo, perché appartengono agli altri partiti, così come però preparatevi perché a sua volta ci saranno nomi di altri partiti che non vi piaceranno, che andranno a fare i viceministri e i sottosegretari. Questo rientra nella caratteristica di questo governo, ma vedrete che per la Lega faremo il possibile per continuare a mantenere lo standard molto elevato. Io anche in questo caso, come vi ho detto, non sono particolarmente, non è il mio mestiere, però faremo di tutto per avere dei nomi di alto livello e sono sicuro che li vedrete a breve. Detto questo, si poteva fare diversamente? No, ripeto, no. In quel momento, in quella situazione, ovvio che il nostro interesse principale era le elezioni, ma le elezioni mi pare evidente che non venivano date, e nello specifico l'alternativa sarebbe stata un governo come questo, senza Draghi, ma con magari un altro personaggio e con una maggioranza estesa a Forza Italia e quindi con noi fuori. E tu dici noi fuori, meglio opporsi, ma meglio opporsi cosa? Meglio opporsi cosa? Qui c'è uno spazio molto breve di tempo, perché penso che lo spazio che avrà questo governo non sarà lunghissimo. C'è uno spazio molto breve di tempo e bisogna scoperchiare le porcherie fatte da
l'incompetente prima con tutti i soldi che rimanevano sotto il tappeto. E metterci uno che era ex ragioniere generale dello Stato, secondo me, non ci mette molto a capire che sotto il tappeto c'è qualcosina, ecco, che quel cumulo tondo, no, che tiene sul tappeto non è un'enorme tartaruga messa lì, ma è purtroppo qualcosa di più maleodorante. E quindi che sia lui cortesemente ad aprirlo, perché quando e se arriveremo noi al governo con un governo politico, mi piacerebbe cortesemente trovare casa pulita. Per cui quella cosa lì deve essere scoperchiata. I ristori devono essere dati in modo minimamente decente alle imprese e più di presidiarla noi direttamente con la nostra persona, io non so che cosa fare, cioè l'alternativa era sì, io stavo all'opposizione e sparavo addosso a chi, a un incompetente che stava lì, dal punto di vista della soddisfazione politica una figata, certo, ma figurati, molto meglio, ti metti lì, criminali, cretini, incompetenti e cose di questo tipo, però intanto la gente muore. Però intanto le imprese chiudono e quindi io l'unica cosa che si poteva fare è in quest'ottica cercare di provare a far andare un pochettino meglio le cose. Stessa roba per il settore del turismo, perché è un po' comodo continuare a dire disgraziati state facendo morire il turismo, disgraziati state chiudendo i ristoranti, disgraziati state chiudendo gli alberghi, no? State chiudendo gli impianti di risalita e poi nel momento stesso in cui c'è la possibilità, perché l'alternativa migliore non ce la davano, vale a dire le elezioni, di poter mettere una persona tua rispetto a il primo che passa per strada, oggettivamente mi sembra che non si potesse fare altrimenti. Ma non l'avrebbero capita la gente, cioè questi stessi, cioè, noi la facciamo comoda perché dal punto di vista siamo degli idealisti, io non ho problemi perché sono benestante, tanti altri di voi magari hanno una vita più o meno sfortunata, ma io sono convinto che tanta gente dei nostri elettori in questo momento sta vivendo dei drammi, negozi, imprese, piccole società, studi professionali, ma anche solo gli stagionali, i balneari, i camerieri, cioè gli attori, gli artisti, cioè c'è un disastro che deve essere sistemato. Quindi, per carità, è comodo, è facile, tanto lo stipendio me lo danno lo stesso, cioè io vedete che mi diverto di più all'opposizione, cioè io mi metto lì e gli dico tutto quello che penso, è bellissimo, è molto più divertente, ma che cosa porta a casa? Cioè bisogna dare una possibilità, un tentativo per cercare di venire fuori da sto pantano. Quindi se noi ci fossimo chiamati fuori da questo tentativo, vi posso assicurare che qualcuno sarebbe stato soddisfatto e io, intendiamoci, io lo so. Cioè io lo so che c'è gente che mi segue da tanto tempo che avrebbe voluto vedere, no, non me ne frega niente, lasciali affondare tutti, ma continua a sputargli in faccia. Sono forse più vicini al mio istinto che di altri. Credete che non ci siano persone che non gradisco? È ovvio, io avevo di fronte quelle due là e quindi il fatto di non vederle mi rende tranquillo, ma non è il mio governo ideale, è evidente. Quindi io capisco tutto, capisco chi invece avrebbe voluto dire o arriva il mio governo dei sogni oppure stai lì e copri di insulti fino a domani è l'unica cosa che avrei tollerato. Non ho una risposta da darvi, si devono fare delle scelte e in questo caso mi sembrava chiaro che non ci sarebbe stata una scelta possibile. Cioè, questa è la famosa
ho cercato di dirlo, è una decisione che probabilmente sarà stata la decisione sbagliata, ma è una decisione inevitabile. Perché in quel momento, se noi avessimo detto al nome di Draghi, dopo lo spettacolo che c'è stato, no, no a priori, noi votiamo contro e basta, non avremmo avuto le elezioni e avremmo avuto tantissima gente che in questo momento sta soffrendo, che non avrebbe capito. Non avrebbe capito. Quindi io posso soltanto chiedervi pazienza, posso soltanto dirvi che capisco perfettamente che non è il vostro governo, non vi sto chiedendo di applaudire, non lo faremo noi in Parlamento, un applauso a scena aperta per chi, per cosa. Denuncerò tutto quello che vedo se vedo delle porcherie che vengono fatte. Credo che sia migliore del passato? Sì, credo che sia migliore del passato. Cioè il disastro di Giuseppe Conte con Casalino che mandava le veline, le bozze della legge di bilancio, che girava, un degrado che, che secondo me non aveva pari, cioè buona fede alla giustizia. No. Quindi credo che sia migliore? Sì. Credo che sia il meglio? No. No. Non è chiaramente il mio governo ideale, non credo che sia il governo ideale di nessuno e capisco tutti quelli che sono arrabbiati, disgustati dal vedere certi nomi e cose di questo tipo. Io continuerò come sempre a informarvi nel dettaglio, vi dico come la penso, vi dico quando ci sono delle decisioni che avrebbero potuto essere differenti. In questo caso credo che sia stata inevitabile per dei motivi che penso che siano chiari. Cercheremo di fare il possibile, adesso vedremo con viceministri e sottosegretari come si completerà la squadra e dove ci siamo noi cercheremo di fare bene, dove ci sono gli altri cercheremo di controllare il più possibile. Vi ringrazio, grazie per la pazienza, grazie per la pazienza, davvero, perché non pensate che non capisca. Capisco come. Grazie davvero.